Terrore a Venezia, attentato ad un bar in via Garibaldi, in pieno giorno, ferito un egiziano. La squadra mobile sta ipotizzando si tratti di un avvertimento. Uccisa a coltellate una 28enne di San Michele al Tagliamento a Udine, lavorava in uno studio legale. Un mese dopo l'incidente mortale sul Canal Grande, tutto è rimasto come prima. In rete spopola un video che mostra i rischi che si corrono tutti i giorni sotto il ponte di Rialto. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. In apertura un'altra sparatoria che ricorda la sparatoria di Marghera. Terrore a Venezia, in un bar all'ora dell'aperitivo è stato ferito il gestore, è stato un agguato, è accaduto nel locale al Collo di Modì in via Garibaldi. Un uomo ha teso un agguato al barista di origine egiziana, esplodendogli contro 2 colpi di pistola mentre lui era al banco. Secondo gli investigatori non è una rapina. A pochi mesi da questa sparatoria di Marghera torna dunque a Venezia il regolamento di conti. L'uomo che ha rilevato al Collo di Modì da pochi mesi e che già gestiva altre attività in zona si trovava dietro al bancone del suo esercizio quando verso le 12:45 un uomo con il volto coperto da una pashmina è entrato senza salutare nessuno. Lo sconosciuto si è avvicinato e dopo 2 passi ha estratto una pistola dalla cintura puntandola verso l'egiziano. L'ha inquadrato e ha esploso 2 colpi ad altezza d'uomo. Il barista però, non appena vista l'arma, ha tentato di gettarsi a terra. Il gestore del locale è stato ferito al collo. Di sicuro almeno un proiettile dei 2 esplosi l'ha colpito, ma altre ferite sono state causate dai tagli provocati dai cocci dei bicchieri rotti mentre l'uomo si gettava a terra per cercare riparo. Secondo fonti mediche l'uomo non è in gravi condizioni. Al momento gli investigatori della squadra mobile guidati dal vicequestore Marco Odorisio stanno agendo in 3 direzioni. Una squadra sta raccogliendo i racconti dei testimoni presenti nel bar e in via Garibaldi. Molte persone erano attorno al locale per l'aperitivo e hanno assistito alla scena. Un altro gruppo di agenti sta analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza in zona. Si vuole infatti capire se l'attentatore avesse complici che gli hanno portato l'arma o che lo abbiano aiutato a fuggire. Un terzo gruppo sta scavando nella vita della vittima. Il gestore di origine egiziana è attivo in zona da tempo e non pare aver avuto mai alcun tipo di problema. Gli investigatori, come abbiamo già detto, escludono la rapina e anche l'intenzione di uccidere, perché l'attentatore avrebbe avuto tutto il tempo per sparare contro appunto la vittima e ucciderla. Via Garibaldi è una zona molto difficile ultimamente e comunque per avere altri sviluppi ci mettiamo in collegamento telefonico con la redazione del Gazzettino con Tiziano Graziottin. Immagino, Tiziano, che anche voi stiate occupandovi di questa vicenda. Sì, assolutamente. La zona, sappiamo, quella di via Garibaldi a Venezia, è una zona da sempre storicamente abbastanza calda, però il fatto di cronaca è indubbiamente clamoroso. Questa persona che, come avete detto, è entrata in questo bar e a freddo, insomma, ha sparato a un dipendente egiziano di questo bar. Prima ha sparato in aria, quindi si può supporre che non avesse intenzione di ucciderlo, perché sennò evidentemente gli avrebbe subito sparato addosso. Però è un fatto che è assolutamente eclatante. Stiamo raccogliendo anche tutte le testimonianze, cercando di capire cosa c'è dietro a questo fatto. Ipotizziamo in questo momento un regolamento di conti, ma evidentemente nelle prossime ore saremo in grado di saperne di più e sul Gazzettino di domani prepareremo almeno 3 o forse anche 4 pagine dedicate a questo fatto gravissimo. Sì, insomma, quindi sembrerebbe proprio un avvertimento, diciamo. Sì, ci stiamo orientando anche noi su questa ipotesi che hai appena fatto. In realtà comunque stiamo lavorando anche su un altro fatto molto, molto grosso purtroppo, ovvero l'omicidio di una giovane, di una 28enne avvenuto a Udine. Noi siamo però fortemente interessati perché questa ragazza era originaria purtroppo di San Michele al Tagliamento, dove ha vissuto fino a 3 anni fa. Aveva anche una vita diciamo molto, molto attiva, una ragazza che era impegnata anche in politica appunto a San Michele al Tagliamento.
Abbiamo notizie molto frammentarie finora, ma comunque pare che stessa fosse in bici su una pista ciclabile, è stata aggredita sicuramente alle spalle e colpita con delle coltellate che appunto l'hanno lasciata purtroppo senza vita sull'asfalto. Anche qui tutte da chiarire ovviamente le cause e soprattutto chi può essere stato l'omicida. Si sa che la ragazza aveva appena chiuso, o quantomeno aveva chiuso da poco, una relazione sentimentale, quindi sicuramente gli inquirenti si stanno indirizzando in prima battuta sull'ex compagno, però insomma. Sì, quindi insomma è un femminicidio, anche se non è chiaro chi può essere stato. Si profila, ovviamente in questo momento stiamo parlando assolutamente a livello di ipotesi, perché tutti i riscontri sono in corso, però insomma ecco, sullo sfondo c'è questa relazione appena finita, poi di qui a dire che sia stato l'ex compagno, insomma questo potranno dire solo gli inquirenti e solo sulla base delle indagini che verranno fatte. Resta purtroppo il gravissimo episodio di una ragazza così giovane uccisa, e anche su questo evidentemente stiamo lavorando molto e domani daremo ai nostri lettori diverse pagine su questo fatto gravissimo. Grazie Tiziano Graziottin, io continuo con la cronaca e anzi do altri dettagli su questa vicenda. Se non ne avessi parlato tu ne avremmo ovviamente parlato noi. Praticamente intanto si tratta di nuovo di una donna che di nuovo un altro femminicidio, insomma. E poi insomma questa ragazza è stata scoperta in un boschetto nelle vicinanze del parco del Cormor, ha 28 anni come ha già detto Graziottin, il suo nome è Silvia Gobbato. È una praticante legale dello studio Ortis, l'avvocato udinese che era candidato a sindaco nel 2008, e anche la vittima, Silvia Gobbato, aveva provato a entrare in politica ed era stata candidata alle amministrative del 2011 a San Michele al Tagliamento. Il ritrovamento è avvenuto in territorio di Plaino, comune di Pagnacco, all'inizio dell'ippovia che porta a Buia, ed era appunto in compagnia tra l'altro. Il corpo mostrava di essere stato colpito da numerose coltellate. Il ritrovamento poco dopo le 13. La ragazza, a quanto risulta, stava appunto facendo jogging con un amico. Questi sono gli ultimi dettagli che abbiamo raccolto e poi vedremo appunto gli approfondimenti nelle prossime edizioni e anche domani. E poi oggi c'è stata un'altra tragedia, un incidente mortale in via Cabamba, Jesolo, che ha perso la vita Maria Clotilde Sallustro, 67enne di San Donà di Piave, residente in via Ciceri. La donna era su una Renault Clio guidata dal marito Renato Bruzzolo di 66 anni. Alle 7:30 di questa mattina si stavano dirigendo al Lido, dove la donna doveva incontrare un gruppo di turisti del quale sarebbe stata l'interprete in una gita a Venezia. Imboccata via Cabamba, l'auto ha sbandato in corrispondenza della prima grande curva, forse per il fondo viscido a causa della pioggia, finendo contro uno dei platani lungo la strada. La donna è stata trasportata e poi però appunto soltanto lievi ferite il marito, però purtroppo per lei non c'è stato poi più nulla da fare. E voltiamo pagina. Sono ancora molto preoccupati sul Canal Grande perché ancora il traffico non è stato ridimensionato e oggi scade proprio l'anniversario di un mese da quando il povero professor Vodel è morto lungo il canale che era a bordo di una gondola, e c'è un video che impazza online che mostra quanto sia pericoloso ancora oggi transitare sotto il ponte di Rialto. Ad un mese dall'incidente in cui perse la vita il povero professor Vogel lungo il Canal Grande è tutto come prima e l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo lancia un ultimatum alle categorie. Se non si trova un accordo entro il 4 novembre deciderà il comune. Intanto in rete continuano a comparire immagini molto eloquenti di quanti rischi si corrano sul Canal Grande anche nel bacino di San Marco a causa del traffico di imbarcazioni di tutti i tipi, gondole, toppe, battelli, barchini vari.
Le immagini che vedete sono tratte da un video che circola in rete e che ha sintetizzato in 5 minuti quello che accade in 10 ore sotto il ponte di Rialto. Il comune ha fissato le nuove misure da prendere per la sicurezza della circolazione acquea in 26 punti, tra i quali limitazioni al traffico per i mezzi pubblici e non, con l'individuazione di percorsi fissi per le gondole e il divieto per le carovane dalle 9 alle 20. Il terreno è lastricato di insidie, però le limitazioni finiscono per intaccare gli interessi delle categorie dei trasportatori turistici e mercantili, tanto che lo stesso Brunero Zacchei, segretario regionale UIL con delega ai trasporti, che parla di resistenza congenita della città e delle categorie per gli interessi vari contrapposti e definisce i 26 punti insufficienti per domare il traffico. E intanto continueremo a vedere video come quello girato dal veneziano Manuel Vecchina, che ha immortalato il passaggio in 10 ore di 700 taxi, 219 vaporetti, 216 barche e 209 gondole. E parliamo di separazione Venezia-Mestre. Nel momento in cui il dibattito si concentra soprattutto sull'area metropolitana, sorprende che torni questo argomento ormai ricorrente nella storia della città. C'è un comitato che sta per sorgere e c'è una raccolta di firme che sta per partire. Nasce un nuovo comitato per la separazione di Venezia da Mestre. Chissà se i veneziani ne sentivano la mancanza dopo che per anni hanno ribadito in più referendum la loro contrarietà al divorzio. Intanto però i cittadini del comitato Mestre-Venezia, due grandi città, così si chiama, si stanno preparando a costituire la nuova creatura. Appuntamento all'Hotel Amadeus il 18 settembre e 6 giorni dopo inizierà la raccolta di firme per indire un referendum. Quando si parte l'ottimismo è d'obbligo, da carica. E infatti i nuovi militanti hanno acquistato una pagina sul quotidiano Il Gazzettino, inviando una lettera aperta al presidente Napolitano e al caro presidente Zaia, annunciando che intendono raccogliere migliaia e migliaia di firme per dare, testuali parole, una svolta alle due città. L'obiettivo è di far diventare Venezia, virgolettato, una delle prime 5 città al mondo, facendole valorizzare le proprie specificità, senza subire il turismo di massa. E Mestre, invece, sempre virgolettato, una delle prime città italiane per lo sviluppo economico basato sulla green economy e una delle capitali della logistica internazionale. Insomma, il vero cuore dell'area metropolitana. Anche loro dunque parlano di metropoli, ma le metropoli mica si spezzettano, per rimanere grandi e forti semmai oliano gli ingranaggi per migliorare la loro organizzazione. È per questo che in questo momento alla Camera si sta parlando dell'area metropolitana, altro che di separazione. E siamo arrivati al momento dei vostri contatti. Su Facebook abbiamo raccolto molti mi piace e soprattutto abbiamo un commento sul Vaillant di un signore, Giovanni Scip, che ci dice meglio tardi che mai riguardo le scuse che appunto che lo Stato, l'abbiamo saputo, lo Stato ha espresso attraverso Gabrielli e anche attraverso il Ministro dell'Ambiente a Longarone e a tutta la valle. E oggi tra l'altro il sindaco di Longarone ha detto dovrebbe essere il presidente Napolitano a chiedere le scuse, quindi ci sarà anche un seguito su questa vicenda e si dovrà attendere ottobre, quando ci sarà appunto l'anniversario del Vaillant, per vedere chi arriverà poi ancora a parlare di questo. Intanto comunque insomma è stato fatto un passo avanti. E ora parliamo delle notizie dall'area metropolitana. La lotta allo spaccio di droga. I carabinieri di Milano hanno arrestato a Chirignago un cittadino albanese di 29 anni in possesso di 250 grammi di sostanze stupefacenti. I militari sospettano che gestisse un vasto giro. In particolare l'extracomunitario era anche ben inserito perché faceva il macellaio in un supermercato e quindi insomma cercava praticamente di arrotondare con lo spaccio. E ora le notizie, altre notizie dall'area metropolitana a cura di Margherita Beato. Insieme con le Miss arrivano i nonni, in contemporanea col concorso di bellezza. Dal 28 settembre al 2 ottobre Jesolo ospiterà la festa dei nonni in collaborazione con Famiglia Cristiana ed è già polemica sui costi, 130.000 euro per un programma ritenuto piuttosto misero.
Gli assalti sempre più frequenti dei visitatori hanno indotto il designer outlet di Noventa ad acquistare un terreno per ampliare il parcheggio di 2000 posti. Intanto il sindaco Alessandro Nardese e la direzione si appellano alla provincia per realizzare una nuova viabilità. A Treviso è tornata la panchina tolta 16 anni fa dal sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini. A ricollocarla al suo posto nei giardinetti di Via Roma sono stati i ragazzi di ZTL, il collettivo da anni attivo in città contro la mancanza di spazi destinati ai giovani. Controlli contro i dipendenti assenteisti li ha annunciati il sindaco di Spresiano Riccardo Missiato, che ha già vietato la pausa caffè all'esterno del municipio, ma alcuni dipendenti continuano ad uscire durante il turno di servizio senza timbrare il cartellino. 6 speed check installati in un colpo solo nel comune di Fontaniva. Proteste sul web contro il sindaco Marcello Mezzasalma, accusato di voler far cassa. E il primo cittadino replica: voglio solo prevenire gli incidenti, visto che qui le strade vengono usate come piste. Esposto in procura per la morte della cavalla durante le prove della giostra di Monselice. Lo annuncia il fantino di Arezzo, proprietario dell'animale, che denuncia la pericolosità della pista, nonché l'assenza di ambulanza e veterinario, e se ad andarne di mezzo fosse stata una persona. E ora parliamo dei 450 anni della chiesa di Lughetto a Campagna Lupia. È una piccola frazione e per conoscere la storia di questo grandissimo edificio. È ufficialmente dedicata a San Gregorio Magno Papa e a San Tommaso Apostolo, ma tutti da queste parti la chiamano semplicemente la chiesa di Lughetto, un edificio che, a dispetto del suo esterno semplice e dimesso, racchiude una storia lunga e affascinante. Ci troviamo qui di fronte alla nostra chiesa, che è stata fatta costruire all'inizio del 1500 da Tommaso Michel, della famiglia appunto dei Michel, cosiddetta del ramo del Rio del Vin, che si trova vicino al Ponte degli Scalzi a Venezia. È una famiglia molto importante, di cui ha avuto 3 dogi, Vitale I, Domenico e Vitale II. In questo 2013 la chiesa di Lughetto festeggia il 450° anniversario della sua consacrazione. L'edificio è in ottime condizioni, da poco completamente restaurato. Sono arrivato qui, questa chiesa era messa male, molto male. E dopo c'è stato l'impegno da parte della sovrintendenza delle arti di mettere a posto col comune e con gli altri ci riusciti a mettere a posto. All'interno si possono ammirare una bella pala d'altare del 600, un crocifisso medievale, lo stemma dei Michiel, riaffiorato da sotto la calce napoleonica. Vediamo sulla sinistra la T di Tommaso e alla destra la M di Michele. Davvero un piccolo edificio con una grande storia, e domani torneremo a parlare ancora di questo edificio, la scoperta proprio del nostro territorio. Spesso raccontiamo cose che sfuggono a chi passa, a chi passeggia, proprio perché così sono cose che non vengono riportate sui libri, e invece perché non esistono molte ricerche storiche sull'argomento, e invece sono delle cose molto interessanti. E ora non ne posso più, parliamo della Costa Concordia. Cari amici, come in autunno arrivano le foglie che si ingialliscono, arrivano i primi temporali, così da anni eravamo abituati che in autunno arrivavano i grandi casi che anestetizzavano la gente. E quest'anno che non abbiamo né avetrana, né cogne, né nessun altro delitto che possa in qualche modo far stare la gente attaccata al televisore e non pensare ad altro, ma si sa che c'è, facciamo le ore di diretta sulla Concordia. Sì, perché finalmente riusciamo a
non far pensare alla gente, e questo reality, questa telenovela della Concordia, con tutte le conseguenze per Schettino, per il comandante De Falco, per tutti quelli che ci hanno lavorato, eccetera, a reti unificate, va in onda e nessuno più pensa alle cose a cui questo Paese ha bisogno. Addirittura viene spacciato per grandissimo successo italiano, e di questo siamo anche contenti. Ma se me lo date come successo italiano, perché il capo di quelli che hanno avuto questo grande successo è olandese e la società è olandese? Dai, mi state prendendo in giro, per piacere. Non è possibile, non è possibile. Ridateci Avetrana. Grazie Edoardo Sivori. Tra l'altro la notizia di oggi è che proprio il capo dello staff, dell'equipe, ha sbandierato la sua bandiera oggi e non era quella italiana. E ora le previsioni del tempo. Mercoledì 18 settembre, soleggiato e sereno con nubi di passaggio, temperature notturne in diminuzione, diurne in salita, mare poco mosso. Giovedì 19 settembre, sereno o poco nuvoloso con minime ancora in calo e massime in aumento. Venerdì 20 settembre, parzialmente soleggiato con nubi sparse, temperature oscillanti fra i 15 e i 23 gradi. La marea di mercoledì 18 settembre è sostenuta, la massima alle 11 85 cm, la minima alle 17,5 0 cm. Bene, siamo al termine di questa edizione. Vi ricordo che potete contattarci via mail o via Facebook sugli argomenti che abbiamo toccato oggi. Abbiamo toccato l'argomento del Canal Grande, l'argomento della separazione Venezia Mestre. Continuiamo a ricevere i vostri commenti anche sulle scuse del Vajont e su Miss Italia, che è una manifestazione che si farà nei prossimi giorni, quindi abbiamo ancora occasione per parlarne. E vi lasciamo con una controcopertina e con le suggestive armonie vocali del Coro San Marco, una formazione di Campo San Piero molto richiesta per l'originalità del suo repertorio e delle sue esecuzioni. Grazie ancora per averci seguito, per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata.